Una forma proprio di autonomia al contrario, una forma di non concorrenza, perché la Regione Veneto, dopo aver scelto di fare la Pedemontana Veneto, adesso vorrebbe scaricarne i costi sullo Stato. L'ordine del giorno presentato dalla Lega è stato accolto come semplice raccomandazione, ma la tempesta politica è comunque servita perché, dice l'opposizione, svela un intendimento, quello di trasferire allo Stato, in futuro, qualora vi sarà margine, oneri e costi della superstrada pedemontana veneta. Quei rischi, quei costi di impresa che si era assunto e che oggi stanno determinando una voragine davvero insostenibile nei conti pubblici della regione, tanto che la stessa regione ha dovuto aumentare l'IRAP. Il promotore dell'ordine del giorno però non ci sta. Il deputato trevigiano Gianangelo Boff difende l'operazione. La pedemontana veneta non serve solo ai veneti, è un collegamento autostradale importantissimo per il collegamento est-ovest, per quel famoso passante di carattere europeo verso l'est e l'ovest, quindi uno snodo importantissimo per l'economia nazionale, non solo veneta, del quale il Veneto se ne è fatto carico. Nessuno quindi vuole togliere le castagne dal fuoco alla regione, si tratta piuttosto, dice il deputato leghista, di un ragionamento complessivo con lo Stato chiamato a fare la propria parte. Lo stesso Boff passa al contrattacco, rivolgendosi così alle opposizioni. Si preoccupassero magari di dove le autostrade sono gestite dallo Stato e nessuno paga nemmeno il pedaggio su quelle autostrade, vengono realizzate e manutentate dallo Stato e nessuno ci paga il pedaggio. Ricordo 1300 chilometri in tutta Italia. La Lega fa pagare lo Stato, la sintesi del pensiero di Enrico Cappelletti dal Movimento 5 Stelle, da Martella stoccata al governatore. Non è la prima volta, succede sempre. Quando le cose funzionano magari è merito di Zaia, quando non funzionano è colpa di qualcun altro.